Si è svolto ieri 15 luglio presso il prestigioso e storico sito archeologico Castello Aragonese di Baia, Pozzuoli, provincia di Napoli, la quinta edizione del Festival Corto Flegreo, che quest'anno è stata condotta dal duo televisivo Gigi e Ross. L'evento è stato indetto dall'Associazione Liberas con la presidenza dell'avvocato Maria Grazia Siciliano, che per il quinto anno consecutivo ha premiato i cortometraggi di giovani e talentuosi registi provenienti da tutta Italia. Con la partnership del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Comune di Pozzuoli, la finale della rassegna quest'anno si è avvalsa dell'importante contributo in affiancamento in fase esecutiva di Andrea Libra, produttore artistico televisivo, nonché manager di alcuni grandi big della musica italiana e direttore della società Enjoy Milano Produzioni, nonché di Dirce Stocchetti, famosa ex direttrice del Festival di Napoli, allora in onda su Mediaset, veterana del mondo della comunicazione. Tanti super ospiti, dall'attore Gianluca Di Gennaro al cantautore Alien Ox, che ha sottolineato la tematica importante del femminicidio con il brano Scarpe Rosse, il rapper Devilay, Radio Rocket dal programma Made in Sud, la DJ vocalist dei VIP Nati Lamborghini, fino ad arrivare al tanto atteso super ospite serale, l'ex voce solista dei Nomadi, Cristiano Turato, che ha deliziato il copioso pubblico intervenuto con una melody acustico di alcuni grandi successi dei Nomadi, di cui, ricordiamone, è stato anche autore in 2 CD. Sul palco, tra una premiazione e l'altra, si sono poi alternate le performance live dei ragazzi del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e tanti altri giovani campani che con la loro dedizione porteranno ancora più in alto il prestigio del territorio in tutto il mondo.